seconda C e seconda D della scuola media de Dorgali. Si chiede leggere uno canticheddu del suo conto che è scritto, però in nome innanti con il suo microfono. Quando si sono chiamare che io concluì il suo conto, abbiamo spessato che di essere stato giusto a che lo sorrere da noi l'abbiamo spiegato. Fimmi si regalasse a studiazzo antico, ma non piacania noi abbiamo accollito uno anticheddi stranamente teppi e turche, che fi facendo l'are preziosa spina di 100 colori. Quest'ali nucaente la schigliassi, zino lo so che sono anticos, e a bello che la saia rampulassi in tassa su che il piattino. Quest'anno che a meravigliarsi abbiamo visto una nuova immagine strana che si è assimigliata a me da un'ebba, ma non fu sola. Fissi zia da un'insummazia di Federicheggio il bianco che ci unie, figliarle con Castillo. In due commenti lo nostro, aiuta a renare la libertà. Su Presidente ad andare questa motivazione di questo premio. La motivazione è che in questo conto si sposa la simpatia, il suo modo di scrivere, una grandissima fantasia. È proprio creativo e fantastico questo conto e si merita tanto su premio. Grazie. Operadora del sportello del suo comune de Vaule, Annalisa Firino. Grazie. Secondo premio, con su conto sa prometta de Mirta, a sospizio che dos de Bonarcado. Mirka Congiu, Marcella Firino, Nadia Zanda. Solo due a chi sono, va bene. La bibliotecaria. Sì. Aspettavo su un vago da può leggere su canticheddu del suo conto. Cominciamo a parlare da suo presidente questa motivazione di questo premio. La motivazione di questo è troppo facile. Questo specialmente anche Zago, in questo conto, una lezione manna e bella a tutto il nostro umano. Qui esiste questa ecologia. Questo è una testimonianza bellissima di grandissimo spirito ecologico, davvero sentito e non retorico. Bravi! Non quero ne leggere, però mancare questa bibliotecaria che ha guidato questo gruppo di Vizzoccheddo per narrare due poetos a sua sul ribaglio che ne ha fatto. Buonasera a tutti e benvenuti. Io parlo in italiano perché non so parlare bene il sardo. Allora, volevo specificare che come biblioteca abbiamo partecipato sia alla biblioteca di Bonarcado e quella di Baulano. Abbiamo iniziato questi lavori, questi racconti quasi per gioco. Io ho detto dai, come attività possiamo scrivere questo racconto e partecipare a questa iniziativa, anche giusto perché i bambini non sono più abituati, come anche gli adulti, a parlare in sardo. E in questa attività siamo stati aiutati sia come biblioteca di Bonarcado dalla signora Felicita Fana, e invece come biblioteca di Baulado dalla signora Vincenza Zanda. Abbiamo lavorato, il nostro lavoro è stato riconosciuto e premiato e non può che farci piacere.
Poi volevo anche ringraziare tutte le persone che in modo particolare partecipano in modo attivo alla vita della Biblioteca di Bonarcado, collaborando alle iniziative, anche in questa occasione si sono prodigati affinché per dare, diciamo, il benvenuto anche alle persone che arrivano da fuori. Fra gli adulti ci saranno persone che arrivano da tanto lontano, in modo particolare anche ai ragazzini di Dorgali. Basta, grazie, buonasera. Consegna da su terzo premio sul vice sindaco sindaco de Gordon Giannis. Prego. Come su primo premio, a su conto Sabrulla de Ciudriago con Coeteta, su gruppo de Bauladu, Alice De Riu, Lucia Mereu, Chiara Pili, Francesco Pili. La bibliotecaria torna da e finces grazie a signora Vincenza Zanda che ha aggiudato questo progetto. Presidente, sa dannare sul motivo di questo premio? Sul motivo è che questo è un conto antico che durante in tutti i video si tramandato sempre dai nonno ai babbo e mamma e dai mamma che su conto si utilizzava con coitete è sul demonio o sull'inimico o su esti o secondo dei video durante un nome differenti e questo si utilizzava su profondo per usare visto del suo demonio e sul demonio si canta a coiscuta un po' come Belfagoro l'arcidiavolo di Niccolò Machiavelli. Bravi! Tempo mela vai. Finale che in finuri gli telefono marenti di oro. Attenti di oro, arrivata a scrivere tutto sul luogo, attenti di cantare un tesoro. Però che non è dire arrivavano uomini mal combinati. Siete fatto buoni, ci dovuto fare uno scaravano in Saderna. Sì, di vincere accanto al posto di scavare, passato lungo. Via entrava a Mozzi, in un raggio di signori, in mezzo della rocca da Mannata. In realtà una brocca veramente e marecchio di oro. Una volta che stavo sulle zone tutto mal combinato, sembrava lunga, i pantaloni scorrevano, le scarpette si plantavano e spantavano così a filo verde. Sì, fatto, ma dava in coitete. Poi aspettavo che veniva un po' a le maltrazioni che ha fatto, si menava di venti bili, si capiva il filo di gonca. Tutto questa brava niente sta tacchetta, e si venite sperichetti su sacco. Poi scudi che in accanto tremblando Saderna, dentro i zagnati del manzo, scudo atteso, accabai, appresavo e poi niente a fare un giro del ballo, poi niente i piccoli. Un gol. Va bene, dai, va bene. Presidente, devo consegnare il premio. Siamo un bambino. Eh sì. Ecco qua, bravo.